Franco Dreon. Grazie. Allora, intanto voglio subito associarmi con tutti, non essendo un professionista della politica, se non sarò così esaustivo e anche così promettente con tutti gli elettori qui presenti e anche quelli non presenti soprattutto, che non sentono. Vorrei solo portare l'attenzione, intanto ringraziare ovviamente la signora Zaramella che mi ha telefonato e mi ha invitato, e le occasioni per dire la nostra non sono molto frequenti e quindi ho accettato di buon grado e subito, ringraziando moltissimo la signora Zaramella e adesso anche tutti voi che state qui a sopportare quello che io dirò. Una cosa che voglio dire subito è che dispiace che il sindaco uscente Toncello non abbia invitato tutti i candidati sindaci importanti o meno importanti come sono io a tutte le manifestazioni ufficiali che si sono svolte in questo comune durante gli ultimi tempi. Poi devo anche dire che mi dispiace moltissimo di leggere sul gazzettino che il governatore Galano vuole votare il signor Bergamo qui presente dell'Emene. E a me dispiace perché mi sembra una bella persona, tutto sommato, poi sotto non si sa, a me sembra una bella persona e quindi a me dispiace che lo vogliono buttare nell'Emene. E il signor Galano, leggo qui testualmente, virgolettato, ha ragione Stival sarebbe penso il consigliere regionale della Lega. Quelli dell'UDC meriterebbero di essere buttati nell'Emene. Insomma, se dicono così del signor Bergamo, posso solo immaginare quello che dicono di me. Allora, io sono preoccupato. Perché ho la mia reputazione da difendere e quindi sono preoccupatissimo poi. Questo non mi va bene. E poi leggo qui un'altra cosa. Mai dimenticando il sindaco uscente Bertoncello, ovviamente, leggo da un'intervista su Portodogaro.net leggo come giudicate, domanda al candidato Tabaro che non c'è, vuol fare la diva, aveva un po' più tardi, è un suo diritto. Allora, come giudicate gli altri candidati? Perché gli elettori dovrebbero preferire lei? Risposta: Bertoncello rappresenta la politica passata. Fondata su un partito in disfacimento, tutto da tanto da nascondere la sua candidatura dietro liste civiche. Va bene? Nota del redattore, scrivono i giornalisti. Il signor Bertoncello è supportato da 4-5 liste civiche, così come lo è il signor Tabaro. Va bene? Dice il signor Tabaro: qual è secondo lei il provvedimento più... no, dice... No, il signor quando legge è il
signor Tavolo sono sostenuti da liste civiche non collegate a forze politiche e quindi incapaci di sviluppare progetti. Allora io ho fatto il piccolo imprenditore tutta la vita, il signor Tavolo mi risulta sia un burocrate, non so chi abbia progettato e deciso di più. E questi sono i fatti, io leggo da qui e sono dispiaciuto di leggere queste cose. Grazie. Prima di tutto voglio ringraziare il signor Tavolo perché finalmente ho individuato il responsabile della promozione turistica dell'Italia e specialmente del Veneto dove noi viviamo qui all'estero. Siccome io ho abitato all'estero per molti anni, allora Io ho parlato istituti italiani di cultura, non di turismo. Se non mi dai dei ruoli che non ho, questo. Io ho parlato di istituti italiani di cultura, non di turismo, sono due cose diverse. siccome io scusate, e allora i commenti siamo sempre schiacciati da chi paga di più o da chi ha di più e no, va bene. Non perdere tempo. Allora sto solo dicendo che ringraziamo il signor Tavolo perché come responsabile della cultura all'estero io ho abitato all'estero per molti anni, agli uffici dell'Enit e agli uffici culturali all'estero è impossibile trovare un DPA del Veneto e quindi lo voglio ringraziare per questo bellissimo lavoro che ha fatto, va bene? Tutto qua, lo ha detto lui prima, se vuole smentire prego il microfono. Allora, detto questo, la nostra area Veneto orientale, lo sanno tutti ormai, è in pienissima crisi, va bene? Le industrie licenziano, il commercio non funziona, leggo dal nostro programma elettorale. Il centro storico sembra un geo a cielo aperto, i negozi falliscono o scappano, le industrie licenziano, la Zignaro sappiamo quello che fa, la Seni non è partita bene e se chissà se partirà bene e quindi le famiglie hanno un problema, tutti hanno un problema di liquidità. Sappiamo che la fila della gente presso gli uffici sociali sta aumentando continuamente e quindi qui c'è un grosso problema da risolvere. Come si siano prodotte questo tipo di situazioni, forse lo può dire il sindaco Bertoncello o il signor Tavolo che è più inserito nell'ambiente. Io posso solo constatare quello che vedo per le strade, quello che leggo nei giornali. Il fatto è che la gente ha un problema e questo problema io non so come risolvere. Se mi dicessero se qualcuno mi chiedesse come risolvere questo problema non saprei come fare. Va bene? Secondo io non posso stare qui a tormentare chissà che a tutti voi perché non siete dei cretini e siccome non siete dei cretini sicuramente mi darete il bugiardo, come darete il bugiardo a tutti gli altri vi promettono qualcosa. Allora io non vi prometto niente. Ho finito. Meno male l'ho finito. Sono finito il becco anche una quadra.